Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati con il primo appuntamento odierno di friulitv.net, la finestra informativa, 4 appuntamenti giornalieri alla mattina, primo pomeriggio, tardo pomeriggio e poi la notte per chiudere in un certo senso il discorso delle notizie e i fatti accaduti in Friuli, Venezia e Giulia. Tra qualche istante ci collegheremo con Udine, dove è già pronta l'avvocato Federica Bergamo, la vedo già in bassa frequenza, come si dice in gergo tecnico. Perché? Perché parliamo come sempre con l'associazione acquirenti. È il venerdì l'appuntamento con l'associazione acquirenti per trattare tematiche aperte a 360 gradi. Dunque anche voi da casa potete eventualmente, per chi ci guarda in diretta, inviare, sono le 8:42 per la precisione per chi ci guarda in diretta, potete inviare le vostre domande da rivolgere poi all'avvocato, o in alternativa anche per chi ci guarda in differita può comunque inviarci le domande che poi noi inoltreremo direttamente all'associazione. Allora, buongiorno avvocato, e ci colleghiamo subito, eccola qua. Buongiorno e ben ritrovata con l'appuntamento di Acquirenti. Quest'oggi, avvocato, parleremo di famiglia in un certo senso. Parleremo di famiglia. E allora le passo subito la parola. Grazie. Parliamo di famiglia e in particolare avrei scelto questo argomento che è molto sentito soprattutto in questo periodo, che è quello della convivenza e dei problemi patrimoniali che possono sorgere a seguito della cessazione della convivenza. Noi proprio abbiamo sentito un aumento di questi casi proprio legato anche alla questione dell'emergenza sanitaria, che non ha aiutato i rapporti tra le persone, purtroppo. Il caso che noi abbiamo seguito riguardava una coppia convivente con un figlio di 5 anni. Noi assistevamo il papà. La relazione sentimentale è terminata da un tot anni, 8 anni mi pare nel caso di specie, dalla convivenza a causa di contrasti che erano sorti tra le parti, e a seguito della rottura della relazione la signora ha continuato ad abitare nella casa coniugale, nella sua casa, che era di esclusiva sua proprietà, insieme al bimbo. E il nostro assistito poi instaurava una relazione sentimentale nuova, coronata poi nel matrimonio, e da quella unione era nata anche una bimba. L'appartamento in cui i due hanno trascorso la convivenza era sì di proprietà della ex compagna, però il problema era che entrambi avevano contribuito economicamente alla ristrutturazione della casa, come spesso avviene. E infatti i dissapori erano sorti proprio per questioni economiche, perché queste questioni economiche, queste dazioni di denaro che il nostro cliente dava, avevano poi creato anche la rottura della convivenza. Certo. E quindi la controparte cosa faceva? Contribuiva in maniera irrisoria, nel caso di specie, al ménage familiare, mentre il nostro assistito quasi in via esclusiva, quindi doveva sostenere sia le spese familiari che quelle della ristrutturazione dell'appartamento, e quindi pagava. Praticamente mi permetta di sottolineare, certo, questo, che la ex moglie in un certo senso aveva preso in mano tutta la situazione, tanto per essere chiari. Esattamente, esattamente. E quindi il nostro cliente cosa faceva? Doveva pagare direttamente i fornitori delle porte, i fornitori degli infissi, oltre a tutto il ménage familiare. E l'accordo era quello tra i due coniugi, accordo verbale, era quello che poi la ex compagna avrebbe restituito queste somme di denaro, e che venivano date tramite bonifici che il nostro cliente faceva a favore della signora, alcune volte, oppure direttamente pagava i fornitori altre volte. La signora prometteva appunto il pagamento e alle volte anche con un SMS, nel caso di specie, aveva riconosciuto che in realtà c'erano queste dazioni di denaro, senza però parlare dell'importo, non aveva mai riconosciuto l'importo esatto. Certo. Quindi
Quindi il nostro cliente si rivolgeva a noi per due motivi. Uno, per ovviamente vedere se aveva diritto alla restituzione di queste ingenti somme di denaro che aveva dato, e poi per regolare la questione del bimbo, perché lo riusciva a vedere solo saltuariamente e quindi aveva necessità ovviamente di regolare anche questo profilo. Chiaro. Senta, le apro una parentesi e poi la chiudiamo, insomma, proprio un flash, Sì. approfittando anche del suo intervento. Certo. Secondo le statistiche, con l'avvio della pandemia c'è stato un incremento per quanto riguarda di separazioni e divorzi, no, tra Sì. le mura domestiche. Sì. Mi conferma anche lei questo dato? Confermo assolutamente, e non solo separazioni e divorzi, ma anche proprio rotture di rapporti di convivenza amore-uxorio, ce ne sono tantissime, perché matrimoni purtroppo sempre meno, casi invece di convivenze che cessano, ce ne sono tantissime, e quindi si rivolgono a noi proprio per regolare mantenimento e affidamento dei bimbi. In molti Questo casi sì. sono proprio con bimbi minori a carico, insomma. Bimbi minori a carico. Infatti, come proprio in questo caso qua, Prego. bisognava disciplinare la questione dell'affidamento e del diritto di visita del bimbo e il contributo al mantenimento. E sotto questo profilo, infatti, c'è un concetto base da dire, che c'è quello della responsabilità genitoriale. La responsabilità genitoriale, che spetta ovviamente ad entrambi i genitori, deve essere esercitata da entrambi, tranne in casi particolari disciplinati dal codice, che possono essere di lontananza, assenza o impedimento di uno dei genitori, nel qual caso viene esercitata solo dall'altro genitore. Però vige il principio della cosiddetta bigenitorialità. Chiaro. Tra l'altro, per le famiglie di fatto, il codice attribuisce questa responsabilità al genitore che ha effettuato il riconoscimento nel caso delle convivenze di fatto, sto parlando. Il riconoscimento quando può avvenire del bimbo? O nell'atto di nascita, oppure in alternativa con un'apposita dichiarazione posteriore alla nascita o anche al concepimento, davanti ad un ufficiale di stato civile o in un atto pubblico, oppure può essere fatto anche in un testamento. E nel 2012 è stata fatta un importante passo in avanti, perché si è eliminata definitivamente ogni differenza tra i figli legittimi, cioè quelli nati in costanza di matrimonio, e i figli naturali, cioè quelli, come nel nostro caso, che sono nati fuori dal matrimonio. Tanto che l'articolo 315 del codice civile dispone che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, quindi ha parificato i diritti dei bimbi. E nel momento in cui ovviamente sorge la crisi familiare e quindi viene meno la convivenza, i genitori devono continuare a esercitare entrambi la responsabilità genitoriale. Cosa succede quando si rompe il rapporto e quindi si rivolgono a noi? Ci possono essere due strade in particolare. Se le parti non trovano un accordo, come purtroppo nel caso che ci ha riguardato in particolare, ognuna può adire l'autorità giudiziaria per disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio. Nell'ipotesi invece in cui le parti concordino sulle condizioni di affidamento e di mantenimento, allora in questo caso si può fare un ricorso congiunto sempre davanti al tribunale, e questa strada noi la auspichiamo sempre, ovviamente non solo per una questione di tempo, che è senz'altro più breve rispetto a quella in cui le parti non trovino un accordo, ma anche perché sono le stesse parti in questo caso che si accordano sul programma di visita e sul contributo del mantenimento del bimbo. Il giudice non entra nel merito se non ovviamente valutare che l'accordo sia ragionevole e fatto nell'interesse del figlio. Ovviamente i legali sanno quali sono le condizioni, per cui tendenzialmente il giudice ovviamente omologa, si dice in diritto, quindi approva, diciamo, l'accordo. Chiaramente, avvocato, se permette, anche per coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, noi abbiamo portato un caso, perché giustamente lei sta portando un caso anche
tra parentesi mi consenta, semplice ma complicato nello stesso tempo, tanto per dare l'idea. Poi ognuno ha la personalizzata, usiamo questo termine, perché ci possono essere dei casi contrari o addirittura delle varianti in corso d'opera in base a quello che è poi la situazione reale, no? Tra i due ex conviventi. Prego. Nessun caso è uguale, ogni caso è a sé e deve essere ovviamente valutato in relazione al caso di specie, su questo non ci piove proprio. E quindi il giudice poi che cosa deve stabilire anche? Si deve stabilire la collocazione del minore, il collocamento, quindi la residenza abituale dello stesso, dove deve stare, i tempi di permanenza. Quindi tutti questi elementi devono essere presi in considerazione. Nel nostro caso, appunto parlando proprio del caso specifico che ha coinvolto l'associazione, non siamo riusciti purtroppo sotto questo profilo a trovare un accordo e siamo dovuti andare in giudizio e quindi è stato il giudice a dover decidere l'affidamento condiviso, il collocamento prevalente presso la mamma, in questo caso del bimbo perché non c'erano motivi ostativi, e il diritto di visita del papà e il contributo anche al mantenimento. Contributo al mantenimento che qui in questo caso ha dovuto tener conto anche del fatto che il nostro assistito aveva avuto una figlia dalla nuova relazione. Questo si deve tenersi conto, perché ovviamente questi nuovi oneri familiari che lui ha anche nel mantenimento sia pure dell'altro bimbo, però si devono tenere presenti. Ecco. Sotto invece l'altro profilo, quello legato alla restituzione delle somme che il nostro assistito aveva versato nel corso della convivenza, che è un caso tipico perché poi è chiaro che quando uno convive spera sempre che le cose vadano bene, però poi in realtà se si rompono, e questi sono i problemi che si vengono a creare. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che il legislatore in questo caso è intervenuto anche in relazione alla disciplina dei rapporti patrimoniali dei conviventi, con un particolare contratto che non è molto purtroppo utilizzato, che è il contratto di convivenza. Quindi se i conviventi vogliono, possono regolare tutto quello che riguarda la loro sfera patrimoniale con la sottoscrizione di un contratto che deve essere fatto per forza in forma scritta a pena di nullità e ai fini della opponibilità dei terzi, cioè per farlo conoscere vuol dire ai terzi, deve essere trasmesso al comune di residenza per l'iscrizione all'anagrafe, che è un mezzo importante questo, perché in realtà ti disciplina già tutta la tua sfera patrimoniale, quindi se le cose vanno male hai già un quadro, diciamo, no? Un punto di partenza. E nel nostro caso questo contratto non c'era e quindi il nostro cliente si è rivolto a noi per chiedere all'avvocato se era possibile ottenere la ripetizione di queste somme o meno. E qui il problema appunto è un po' da analizzare nei casi specifici, però c'è un principio, perché cosa significa? Che le attribuzioni patrimoniali che vengono compiute in sede di convivenza costituiscono in linea assolutamente generale l'adempimento di un'obbligazione naturale. Cioè che cosa vuol dire un'obbligazione naturale? È l'attuazione di un dovere morale e sociale. Questo ecco, in questo caso qui, in proposito, il 2034 del Codice Civile prevede la irripetibilità di queste somme, cioè non le puoi chiedere indietro, non è possibile la restituzione, perché sono fatte proprio in adempimento di un'obbligazione morale. E quindi bisogna chiedersi, nel caso sempre di specie, se le attribuzioni patrimoniali che sono state fatte sono obbligazioni naturali e quindi non ripetibili, oppure se esistano delle condizioni in presenza delle quali sia possibile chiederne la restituzione. E sul punto è proprio intervenuta la giurisprudenza, la quale ha distinto il caso in cui il convivente compie appunto delle dazioni in adempimento delle obbligazioni, di solito connesse e originate dal rapporto appunto di convivenza, da quelle invece in cui le elargizioni esulino da questi doveri morali. E tra l'altro, mi pare l'anno scorso, se non erro,
La Cassazione ha sancito un principio importante, secondo il quale nelle unioni di fatto le attribuzioni patrimoniali che vengono date in favore del convivente, fatte proprio durante il rapporto di convivenza, configurano l'obbligazione di un'obbligazione naturale quando? A condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza. Quindi ha stabilito questo principio che ci aiuta a capire se si tratta di obbligazione naturale o meno. Certo. Nel caso in cui non lo sia, l'articolo 2041, che disciplina l'azione di arricchimento senza giusta causa, offre un rimedio per avere la restituzione di questi importi, che è quello appunto dell'arricchimento senza giusta causa. Un rimedio nel momento in cui l'elargizione crea un danno a colui che la compie e proprio un arricchimento di colui che lo riceve senza un giustificato motivo, nel qual caso chi ha fatto l'elargizione ha diritto al cosiddetto indennizzo. Senta, avvocato, mi è arrivata adesso una domanda da parte di un nostro utente attraverso la nostra messaggistica WhatsApp. Mi chiede proprio per fare una sintesi, il concetto che lei adesso ha espresso vale per quanto riguarda il discorso di separazione o di divorzio, o comunque tutte e due le cose sono unite? No, vale in ogni caso. Vale in ogni caso, non c'è distinzione. Il discorso che ho fatto sui minori vale per l'affidamento e il mantenimento nel caso di conviventi more uxorio, questo tipo di ricorso. Per quanto riguarda le elargizioni è un discorso generico, un principio generale che va applicato sempre a seconda appunto se è un'elargizione, se è un'obbligazione naturale o meno. Certo. Speriamo insomma che il telespettatore abbia percepito insomma il messaggio che lei ha dato. Se non ha capito ci può chiaramente contattare per chiarire la questione. Chiaro. L'abbiamo anche detto, insomma, se qualcuno vuole poi può tranquillamente contattare l'associazione acquirenti. Senta, avvocato, per concludere con questo intervento. Sì, per concludere nel nostro caso, nel caso di specie siamo riusciti, invece qui siamo stati più bravi nel nostro caso a trovare un accordo per quanto riguarda la restituzione e quindi si è riusciti a fare un accordo, una scrittura privata in cui l'ex compagna ha riconosciuto una parte e quindi non siamo andati in giudizio e praticamente ha riconosciuto a saldo e stralcio un importo al nostro assistito che non prevedeva chiaramente tutti gli importi che aveva dato, ma comunque una buona parte. E quindi diciamo che almeno sotto questo profilo il giudizio si è evitato. Certo. Bene, avvocato, io la ringrazio come sempre per la sua disponibilità e ci diamo appuntamento chiaramente nei prossimi appuntamenti per quanto riguarda Acquirenti, che come sempre è il venerdì mattina su friulitv.net. Non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda notizie dell'ultima ora, ma chiaramente vi terremo aggiornati nel corso della mattinata e anche del pomeriggio, prima delle edizioni reali dei nostri videogiornali con video servizi flash o o notizie proprio flash di quello che è accaduto o che sta accadendo insomma in Friuli Venezia Giulia. Ringrazio ancora l'avvocato Federica Bergamo di Acquirenti per la partecipazione. Chiaramente, come l'ho già detto in apertura, per tutti coloro che hanno interesse ad approfondire il tema, in particolare trattato oggi, ci possono inviare il loro WhatsApp o il messaggio attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica. Poi noi chiaramente inoltreremo all'associazione Acquirenti direttamente all'avvocato Federica Bergamo se l'argomento è di interesse dell'avvocato, dopodiché penserà l'associazione insomma a ricontattarvi per approfondire il tema in questione. Cosa dire? Sono le 9 in punto per chi ci guarda in diretta. Un saluto anche alle persone che guarderanno questa trasmissione in leggera differita. Grazie come sempre per la visione all'ascolto e vi diamo appuntamento a più tardi. Grazie a voi.